una piccola cosa mia, questo non è un ponte come quello che faranno per la terza corsia unica campata da una parte all'altra dell'Ivenza, eccetera, il ponticello è un po' più piccolo, però significativamente questo è uno degli accessi principali nelle grandi spazi di bonifica della laguna di Caorle, questi e quelli del Lugnano, quindi ha un significato per il territorio nostro anche così, simbolico di accesso verso i nostri grandi spazi lagunari, sì, e alla Valle Zignago, che poi è una delle più belle valli del nostro territorio. Grazie ingegnere, buongiorno a tutti anche da parte, anche da parte dell'amministrazione comunale di Concordia. Benvenuti a questa giornata di festa, diciamo, per l'apertura del ponte, anche se sappiamo tutti è quasi insomma, un anno che funziona. Un ringraziamento va intanto a tutte le autorità presenti, in primis all'assessore Chisso, rappresentante della Regione con la quale noi abbiamo collaborato per sostenere questo progetto, a tutte le autorità presenti, all'assessore provinciale, al sindaco di Sant'Ostino di Livenza e a tutte le maestranze che sono state, come dire, coinvolte in questa realizzazione. Un ringraziamento al Consorzio di Bonifica e ai tecnici che hanno, come dire, progettato il ponte e ne hanno curato la direzione dei lavori e anche ai tecnici del Comune di Concordia e Sagittaria che hanno supportato il Consorzio in questa realizzazione. Va dato merito all'amministrazione precedente, insomma, che ha evidenziato la necessità improrogabile di mettere mano a questa struttura perché era diventata, come dire, insicura sotto l'aspetto strutturale e statico e anche sotto l'aspetto della sicurezza viaria. Abbiamo reso, come dire, sicuro adesso appunto la struttura del ponte e anche un aspetto migliore e più funzionale della viabilità in collaborazione anche con la polizia locale del nostro comune. Benvenuta anche la signora Acco, ecco, ringrazio anche, quindi approfitto per ringraziare anche le imprese che sono state coinvolte, l'impresa Acco in primis come referente principale della realizzazione e l'impresa Ravenna che ci ha dato una mano sotto certi aspetti. Diciamo che il compito nostro è stato quello di velocizzare le operazioni che sono state come dire, fermate, come diceva bene l'ingegnere De Getzen prima, da due imprevisti sostanziali, direi anche tre, perché il primo è stato il rivenimento di quell'ordigno bellico che ci ha bloccato e grazie all'aiuto anche dei comandanti della caserma Capitò ho avuto modo di intercedere con le strutture di Padova per velocizzare il più possibile questa autorizzazione. Il secondo imprevisto è stato quello di aver trovato in fase di lavoro una soletta che era prevista di pochi centimetri, invece poi si è rivelata un attimo più grossa e anche questo ha fatto sì che abbiamo dovuto operare con una struttura diversa da quella prevista, allungando un attimo il ponte e creando anche degli imprevisti. La terza e più forse importante è stata quella di reperire i fondi che mancavano a queste varianti che si sono rese necessarie in corso d'opera. I ponti possono essere di tre categorie, i viadotti che sono quelli che superano gli ostacoli morfologici del territorio in presenza di vallate, ci sono i cavalcavia che sono quelli che superano gli ostacoli della viabilità e delle comunicazioni, ci sono poi i ponti per definizione che sono quelli che devono superare gli ostacoli della natura dovuti dagli attraversamenti idrici. Ecco, vorrei anch'io porre l'attenzione sotto l'aspetto dell'impegno da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la tutela idrogeologica in primis. Il nostro territorio è credo uno dei più vasti di competenza dell'attuale consorzio di bonifica, sotto il quale insomma dobbiamo porre l'attenzione per gli equilibri delicati che ci troviamo a gestire. Secondo, il problema dell'acqua intesa come ciclo integrato della stessa. Anche qua stiamo lavorando e il 21 di dicembre, mi è giunta la notizia ieri sera, sarà convocata finalmente l'assemblea del lato interregionale fra Veneto e Friuli e questo potrebbe darci il là per poter pensare anche qua a ulteriori interventi da fare nella frazione di sindacale sotto l'aspetto della gestione idrica di questo territorio. Quindi, per dire che l'amministrazione comunale di Concordia vuole essere attenta a questa frazione, non solo sotto l'aspetto idrico e tutela idrogeologica, ma anche per lo sviluppo che da tanti anni vede questa frazione soffrire la staticità del territorio. Stiamo lavorando per degli interventi di manutenzione su tutte le vie del sindacale, cercando di razionalizzare bene gli interventi sia nei sottoservizi che poi nella manutenzione delle strade vere e proprie e dell'illuminazione. È un progetto, dal nostro intendimento in questi anni, proprio quello di prendere in mano
tutte le strade di Concordia, fare la manutenzione necessaria, perché ci siamo resi conto insomma, che è il momento di intervenire sotto questo aspetto, e questo sarà il nostro impegno, perché vogliamo che il Sindacani insomma, possa avere in futuro lo sviluppo che si merita. Grazie per la vostra presenza e spero che questa opera, insomma, ecco, mi raccomando una cosa, che sia gestita e manutentata in maniera corretta, perché è facile fare le opere, ma dopo bisogna prevedere anche nel tempo la giusta e la corretta manutenzione. Con pochi soldi all'anno possiamo mantenere in efficienza una struttura e che quindi farla vivere il più a lungo possibile. Grazie a tutti.